Completato il weekend dedicato al Covid screening della popolazione scolastica volontaria dei centri con più di 30.000 abitanti in provincia di Agrigento, 1126 test rapidi eseguiti nel corso della seconda giornata di monitoraggio. Ad Agrigento su 735 tamponi, 4 sono risultati positivi. A Licata su 81 test solo uno ha dato esito positivo. Meno confortanti i rilievi eseguiti a Sciacca, dove sul campione odierno di 310 soggetti 49 tamponi sono risultati positivi. Il dato complessivo comunicato dall'ASP di Agrigento della 2 giorni di test rileva dunque un totale di 63 casi accertati su 2041 test eseguiti, 6 ad Agrigento, 54 a Sciacca, 3 a Licata. Il Covid screening appena concluso, destinato agli studenti e ai loro familiari e ovviamente al personale docente e non docente degli istituti scolastici, ha rappresentato il primo di una serie di interventi programmati dalla Regione siciliana, che coinvolgeranno, strada facendo, fasce crescenti della popolazione scolastica. L'iniziativa è stata effettuata anche in collaborazione con l'assessorato alla sanità, la Croce Rossa Italiana e il comune di Agrigento. Sentiamo in merito il sindaco Miccichè. Ieri e oggi sono stati somministrati tamponi rapidi presso la scuola Foderaria Agrigento, tamponi somministrati ad alunni, docenti, personale ATA e anche altre categorie di lavoratori che ne hanno richiesto la somministrazione. Ieri sono stati somministrati ben 437 tamponi, oggi ben 735 tamponi. Sono stati trovati tra ieri e oggi 6 casi di positività, una percentuale bassa rispetto ai tamponi somministrati e rispetto anche ai tamponi somministrati in provincia di Agrigento. Quindi tutto sommato Agrigento tiene bene. Positivi anche i riscontri circa i controlli della domenica relativamente alle norme anti-Covid sull'assembramento delle persone. Per quanto riguarda l'ordinanza di divieto di assembramento emanata per il lungomare Falcone Borsellino, quindi dalla fine del viale Viareggio fino al piazzale Giglia, mi ritengo soddisfatto. Gli agrigentini hanno dimostrato un grande senso di responsabilità, hanno rispettato le regole, pochissimi assembramenti, ma quello che è più importante è stato debellato oggi il fenomeno della vendita abusiva di merce contraffatta che ogni domenica si realizzava sul marciapiede all'inizio proprio del lungomare Falcone Borsellino. Ho ricevuto i complimenti di Sua Eccellenza il Prefetto, che ringrazio sentitamente. Qualche agrigentino si è lamentato fino a ieri perché credeva che io chiudessi il lungomare. Qualche agrigentino si è lamentato oggi perché sul lungomare ha visto gente che passeggiava, gente che andava in bicicletta e bambini che giocavano. Ma questo è consentito. Non è consentito fare assembramento. E tutto sommato l'esperimento è riuscito.